Domenica 23 aprile, San Giorgio Martire. È il 113° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 252 al termine. Il sole sorge alle 6:12, tramonta alle 20:07. La luna si leva alle 7:50, tramonta a mezzanotte. L'imperatore Federico II, che si trova a Venezia, va ad Aquileia per evitare di incontrarsi con i due cardinali mandati dal Papa Gregorio IX per trovare un accordo a proposito della crociata da effettuarsi contro gli eretici tedeschi. L'imperatore, giunto a Venezia, aveva solennemente rinnovato i privilegi concessi ai veneziani dal suo predecessore Federico Barbarossa nel 1177, e cioè l'esenzione totale di dazi e gabelle varie per tutte le merci veneziane che entrassero nell'impero. Le previsioni per domani: tempo instabile o perturbato fino alle ore centrali, con cielo molto nuvoloso o a tratti coperto. Nel pomeriggio nuvolosità in diminuzione a partire da ovest, salvo residua instabilità sulle prealpi. Precipitazioni tra la notte e le ore centrali, probabilità alta di precipitazioni diffuse, anche carattere di rovescio o temporale. Dal pomeriggio fenomeni generalmente assenti, salvo residue precipitazioni sulla pianura orientale in esaurimento e possibili locali rovesci sulle prealpi. Limite della neve intorno a 1700-1900 metri sulle Dolomiti, un po' più alto sulle prealpi. Temperature in diminuzione salvo le minime in pianura che saranno pressoché stazionarie.